RTL 102.5. L'ottimista con Ennio Doris. Ed eccoci qua, l'ottimista Ennio Doris, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti. Buongiorno. Attenzione, oggi il signor Doris vuole, per cominciare questa settimana, scardinare, se ho capito bene, un luogo comune, uno dei tanti, sul nostro paese, in particolar modo su una professione. È così? Esatto, proprio così. Noi siamo così abituati a denigrarci che anche le cose fatte bene le critichiamo. Che cosa mi riferisco? Mi riferisco alle attività che fanno i notai quando ci sono le compravendite. Noi sappiamo che purtroppo la casa è oberata da una quantità di tasse enorme, eccetera, ma per quanto riguarda le compravendite, il sistema dei notai che abbiamo noi è uno dei sistemi che costa meno in assoluto nel mondo. Per esempio, negli Stati Uniti occorrono due avvocati per fare quello che fanno i notai e la percentuale di liti dopo le compravendite è circa il 20% negli Stati Uniti. In Italia è lo 0,2, qualcosa del genere, cioè niente, perché attraverso l'attività del notaio si fa tutto. E il costo è inferiore a noi leggermente solo in Spagna, che hanno un sistema simile. In tutti gli altri paesi il costo delle transazioni, dimenticando le imposte, ma qua il sistema dei notai non c'entra, ecco, è il più basso in assoluto. Tanto è vero che paesi come la Cina, per esempio, che stanno copiando l'Occidente, in questo campo si sono messi in testa di copiare il sistema del notaio latino. Ecco, allora a me ha colpito questa notizia. Perché? Perché noi siamo abituati sempre che quello che facciamo noi è sbagliato e quello che fanno gli altri è giusto. Invece in questo caso, statistiche alla mano, abbiamo costi inferiori e una percentuale di litigi infinitamente più bassa rispetto a tutti i paesi nei quali si usa un sistema diverso, quindi costi più bassi e litigi quasi insignificanti. Quindi è un luogo comune che prende una bella botta stamattina. Tra l'altro, Barbara, voglio ricordare, avevamo un impegno preso pubblicamente con Ennio Doris. La prossima settimana, il prossimo lunedì, se vorrà naturalmente, saremo a pochi giorni dal via del Tour de France. Direte voi che c'entra? C'entra perché Ennio Doris è un amante del ciclismo da sempre, ha appena scritto un libro